Grazie, grazie. Va bene, oggi sono fuori con un balcone, è la verità. E poi sono passato il livello dalla strada, sono salito di un piano. E quindi questa canzone parla di uno che è fuori come un balcone proprio a causa dell'acqua che costa troppo nel suo paese, perché è stata privatizzata, e quindi ha scelto di bere solamente alcolici. E quindi anche lui è fuori come un balcone. E si chiama Gioacchino Daniele, che è il Jack Daniels praticamente, con tutta la sua famiglia, tutti alcolizzati a causa appunto della privatizzazione dell'acqua. E beve come bevono tutti perché gli piace vivere con il gusto pieno della vita. Io mi chiamo Gioacchino Daniele, sono nato con in mano un bicchiere, originario della vecchia Romagna, sono figlio di Mirto dalla Sardegna, che sposò mia madre in Capirigna, viviamo tutti insieme in una cosa champagne, e abbiamo un campanello che fa Glen Grande, abbiamo un cane di nome Spritz, una gatta di nome Gin, e un piccolo uccellino in una gabbia che faccio il gin. Non facciamo l'amore, facciamo gli amari, abbiamo un nonno che dice sempre tiriamo a campari. Mia sorella Candua conosce due negroni che si chiamano Shot e Rum, insieme alla sua amica Tequila fanno sempre il boom boom. Lei mi dice sempre fratello se aspetti ti faccio due bellissimi nipotini moretti. A scuola ero sempre assenzio, mi piaceva solo la divina commedia. Avevo una professoressa che era proprio una strega. Mi diceva se non studi le gambe ti stoppo, e a me col terrore in mano mi veniva uno shock. Ho solo 30 anni ma sembro stravecchio, tutta colpa di mia moglie Margherita. Lei mi ha mollato e mi ha rovinato la vita. Ed ora bevo sempre, prendo sempre le gocce, guardando la sua foto attaccata con lo scotch. Mi molli, mi prendi, 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 mi molli, poi mi riprendi. Tua figlia vuole i soldi e si aggrappa, qualche vodka gli do un punch. Grazie, grazie. Votate, non lo sapevo. No, che bissi, dico trovo parolacce, poi ci sono qua i ragazzi. Non ti vergognare, vai avanti! E dico troppe parolacce. Siamo maggiorenni! Quota sì, ecco. Va bene, assumetevi la vostra responsabilità. Parliamo della masturbazione. Allora, chi di voi si è masturbato almeno una volta nella vita? Alzi la mano. Complimenti. Allora, per tutti quelli che non l'hanno mai fatto, c'è in ogni città il consultorio. Voi ci potete andare e dirgli, spiegargli che avete questo problema. Non vi preoccupate se lo psicologo vi fa è normale, che un po' si allarma. Comunque la masturbazione è importante perché un tempo fa i fricchettoni, no? Si mise quello tipo nel balcone, tipo questo momento così, e disse tutto bello, pettorali scolpiti, occhi azzurri, capelli biondi, bellissimo, disse fate l'amore, non fate la guerra, e tutti ma quei poveri cessi messi di lato che diciamo erano o più impacciati o più bruttini, dissero e noi che facciamo? Dove la birra sto? Facciamo le guerre. Ed è per questo motivo che oggi personaggi del calibro di Berlusconi e altri personaggi fanno le guerre, proprio per una mancanza proprio di atto. Poi non bisogna disprezzare la masturbazione, significa fare sesso con una persona che si ama veramente, cioè noi stessi. E quindi il motto deve essere cambiato in fate l'amore anche da soli, non fate la guerra. E io lo faccio sempre, anche se il mio dottore mi ha detto
che non lo devo fare, gli ho chiesto perché, mi ha detto ti sto visitando, però va bene. Quindi questa canzone si chiama Su e Giù, è dedicata un po' a tutto il mondo della politica. A voi signori che vi svegliate la mattina e non capite il perché, sotto le vostre mutande un membro alzato c'è, o vorreste smanettarlo per farlo abbassare, però lo sapete bene, è un peccato assai mortale, ma se fosse veramente un peccato, il paradiso sarebbe desolato, è solo una pugnetta. È solo una pugnetta. Guerre e disastri ambientali, viviamo fin dai giorni lontani, perché l'uomo oramai non si mette più a farsi le pugnette. Adolf Hitler ha combinato un sacco di guai, solo perché le pugnette non se le facciano mai. Ma voi non prendete il cattivo esempio di Veltroni, Prodi o Berlusconi, loro non se le fanno mai ed è per questo che rompono i mani. È solo una pugnetta, è solo una pugnetta. Io le consiglio a tutti quanti, agli anarchici e politicanti, una soluzione assai rilassante perché ha problemi con la propria amante. Ma non prendete l'esempio di Bertinotti che per non farsene i capelli li ha persi tutti, perché con Rifondazione Comunista non poteva permettersi il lusso di perdere la vista. Ma che si diventa ciechi è una minchia, sono i cattolici che l'hanno inventata, è solo una pugnetta. Socialisti nel pugno invece della rosa, dovreste metterci un'altra cosa per poi iniziare a fare su e giù, così vivrete 10 anni di più. Quelli della Lega Nord ce l'hanno duro ed io lo so, che il perché che da troppo tempo che non se lo smanettano un bel po', perché le pippe non si fanno con la mente, con le mani è più divertente. Viva le pugnette! E se nel mondo sono tante le cose non dette, tipo meno guerre e più pugnette. E se nel mondo sono tante le cose dolorose, di pugnette o overdose. Butta nel cesso le cose futili, i soldi, extra, di PlayStation. E pugnette standing ovation. Ho finito, scusatemi tutte le cose, non so. Bravo! Andate a votare, Bravo, bravo. io sì pure, 4 sì.